Amici bellini, andiamo a bomba. Lo so che è tardi, qualcuno l'avrà vista già, però volevo commentare perché c'è stato l'incontro con i tifosi, che è un appuntamento classico di Di Maro, e ci sono state pure delle domande interessanti, risposte brillanti, alcune ironiche, ma alcune precise. Cominciamo. Allora, amici bellini, benvenuto Gianluca Copersino e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Come vi avevo anticipato, insomma, alcuni video arriveranno più sul tardi in serata perché dobbiamo aspettare lo svolgimento degli incontri di Di Maro, degli allenamenti, e quindi se ci sono novità le diciamo. Lasciate un like per Giovanni Simeone che arriva in pompa magna, si gode l'abbraccio dei tifosi. Insomma, l'atmosfera è bella, è bello poter parlare di un'atmosfera tra i tifosi e con la squadra, e quando entra il presidente partono gli applausi. È bello poter raccontare questo rispetto a quello che si raccontava l'anno scorso. Io mi voglio pure spostare con un Abraham tattico, ma non ho cose da mettere. Dobbiamo leggere le domande, commentare le risposte che ci sono state. Vi anticipo semplicemente: iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, perché vi faccio vedere un anticipo di quello su cui sta lavorando Umberto, il mio grafico, perché dobbiamo approfondire il discorso di Quadrato. In molti mi hanno scritto, chissà se poi Lukaku entrerà effettivamente in tutto questo, e quindi faremo un approfondimento sul mercato delle altre, perché il Milan è molto attivo, l'Inter comunque tra uscite ed entrate si stanno muovendo, quindi la Lazio ha preso questo caso, dobbiamo fare un approfondimento perché il Napoli è un attimo in attesa, mentre dobbiamo vedere se le altre si stanno rinforzando o no, onestamente. Quindi aspettatevi, in un momento di pausa dove non ci sono notizie, un approfondimento sul mercato in generale della Serie A. Si comincia con Lombardo, che come suo solito, perché bisogna dirlo che come suo solito, io per questo poi il Napoli mi cancella i messaggi e non mi contattano, tranne Valentina che è stata gentilissima, perché io me la prendo sempre con Lombardo. Questo è il mio problema, lo sai che è così. Lombardo, non c'è bisogno di continuare a sfottere i tuoi giocatori e dire che quello è vecchio, che quell'altro, l'infermiera, lo sta aspettando di notte. Non è bello, non fa piacere né ai tifosi, perché io la leggo la chat su Calcio Napoli 24, non piace questo tipo di ironia che è volgare, non piace. Volgare quella dell'infermiera, quella sull'età, non piace, che dici ai giocatori che è vecchio, lo hai fatto altre volte, non piace. Juan Jesus Sait, ma qua vecchio, non si dice. Quindi non piace, ma poi meglio quando poi parlano i protagonisti. Chiedono le ambizioni a Garcia, e l'ambizione, Garcia ripete un pochino quello che aveva detto già in conferenza. Quando tu fai un gioco, molte domande di bambini, quando tu cominci un gioco che vuoi fare, vuoi vincere o vuoi perdere, e noi vogliamo vincere. La prima emozione, e qua dà una risposta Garcia secondo me da Oscar, perché al primo bambino sulle ambizioni dice: tu vuoi fare il giornalista da grande. Al bambino che gli chiede qual è stata la prima emozione, tu dici: tu già sei giornalista, perché già li ha pittati e già li ha letti tutti, e quindi i giornalisti fanno queste domande qua sulle emozioni, eccetera eccetera. Quindi è una cosa di ironia verso i giornalisti, e andiamo avanti perché le risposte non servono. A JJ chiedono la sensazione della vittoria. JJ ci confida che ci vorrà ancora del tempo per realizzare appieno quello che hanno combinato, e vi dico la verità, io condivido questa risposta di Juan Jesus, perché noi ci siamo un po' abituati all'idea della vittoria perché tenevamo tutto quel vantaggio, quindi non c'è stata l'esplosione, ma ce lo siamo guadagnati col tempo creando quel distacco, quindi un po' ci siamo abituati alla vittoria, ma quando arriva poi la maglietta e vedrò lo scudetto io morirò, lo so che è così. La pressione quando c'è da parare un rigore, Gollini risponde in maniera molto sincera: guarda che quello è l'unico momento in cui il portiere, o almeno io, ha meno pressione, perché se non lo pari non fa niente, se lo pari invece sei un eroe, quindi quello è uno dei momenti in cui c'è meno pressione per un portiere. Al mister, perché è Chef Franco che fa la domanda, che secondo me è interessante, sul ruolo di non sul ruolo di Raspadori, ma se Raspadori avrà più spazio, insomma. Cita Chef Franco il
gol contro la Juve, e Rudy Garcia dice: non seguo, non vi conosco, abbiate pazienza, non conosco gli influencer e le star di YouTube. Rudy, io non cucino, però piacere, sono contento che tu sia arrivato e la prima impressione è stata bellissima. Dice giustamente: tu sei uno chef e ci vogliono tutti gli ingredienti per fare un buon piatto, e Raspadori sarà uno di quegli ingredienti. Integro la risposta di Garcia, mi permetto. A uno chef tu dici pure: però non è che devi mettere per forza tutti gli ingredienti tutti insieme, ci vuole quell'equilibrio, altrimenti il piatto non è buono. E se tu ci metti o sale, o pepe, o zucchero, la paprika e tutte le cose insieme, non è detto che il piatto venga buonissimo. Quindi sì, ci sarà il momento anche per usare Raspadori. Quali sono le intenzioni? Giocare bene, perché giocare bene significherà fare più vittorie. A JJ chiedono per sostituire Kim. JJ molto diplomatico, dice la società, perché pure l'anno scorso sostituire Koulibaly tutti quanti dicevano: ma chi è questo? E questo ci fa capire che anche i giocatori, quando arrivano dei nuovi innesti, non sempre li conoscono, e quindi anche loro sono stati sorpresi dall'impatto di Kim. La società se ne occuperà e farà bene. E interviene anche Garcia sotto questo punto di vista e dice: ricordiamo che io ho Juan Jesus, ho Rachmani e ho Ostigard, che sono 3 ottimi giocatori, e quindi dormo tranquillo. Poi se il quarto, che lo dobbiamo prendere per un fatto numerico, se il quarto sarà bravo per fare il titolare, bene, altrimenti questi qua sono forti e io dormo tranquillo. Risposta giusta da parte di Garcia, però noi non siamo tranquillissimi, e non dovrebbe esserlo nemmeno il Napoli. Se parti con 3 non puoi partire con 3, il quarto deve arrivare, meglio se sia forte, per dare anche la giusta competizione interna a tutti i giocatori, perché poi Gollini ci dirà una cosa importante. E mentre vedi, ci sono poi i tifosi che chiedono, che sono attenti agli allenamenti, e dice: ragazzi, ho visto che hai fatto le verticalizzazioni sugli esterni, quindi dal terzino diciamo all'ala per i cross, e anche verticalizzazioni centrali dirette verso la punta. È vero, questo è un nuovo modo. E Garcia dice: bravo, l'hai vista proprio bene. I rigori, guardi la palla, aspetti il giocatore. Gollini dice: non puoi guardare la palla a questi livelli perché tirano fortissimo, quindi saresti in ritardo. Si studia, i rigori si studiano, poi c'è l'istinto del portiere, ma tu devi studiare il tiratore, e già sai se è un tiratore che ti guarda, se aspetta, se temporeggia, se aspetta che ti muovi, insomma c'è uno studio dietro. JJ: ti senti leader? Io dice: no, non è che il leader non è la parola giusta, io sono semplicemente più grande. Sottolinea però le sue esperienze, no, nelle altre piazze importanti, quindi io se devo dare un consiglio lo do, ma non mi sento leader. Interviene Gollini: non è vero. Interviene Garcia, dice: sei molto umile. È chiaro che JJ è uno dei leader di questa squadra. E poi ci dà la notizia Garcia che Osimhen è sotto contratto, questo lo sapevamo, ma arriva domani. Questa è la notizia, quindi lo aspettano. E si aspetta Garcia, onestamente, ricordando sempre la questione di un ADL ambizioso, si aspetta insomma che Osi rimanga e che quindi la squadra non venga indebolita. Napoli perché è speciale? Bella la risposta di Gollini. Gollini non è banale, Gollini mi piace. Gollini, questo è un altro uomo che secondo me ha dei valori al di là di quelli sportivi, e quindi la risposta non è la solita: siete bellissimi tifosi così. Lui dice: è una città vivace, c'è la passione oltre per il calcio, la passione per la musica, la passione per l'arte. Sappiamo che Gollini è un rapper, insomma si diverte a scrivere canzoni, a cantare canzoni, cantare, rappare, insomma così. Tant'è vero che poi gli chiedono anche un freestyle, un pochino di timidezza gli viene fuori. Mi pare che Juan Jesus dica: vabbè, ma 5 minuti di freestyle, ragazzi, nemmeno Eminem. Quindi lo costringono a farlo, e lui butta un paio di parole su Napoli e con rime sul tricolore e sul cuore, molto molto bene. Chiedono a Garcia anche su Napoli città. Io volevo girare tutta l'Italia, non è facile. Napoli è unica perché è storica, poi ci sono i mari, i monti, il cibo, ma questo solo io, loro non devono approfittarne, e il clima, quindi Rudy è contentissimo di Napoli città. Il coro preferito tra le varie cose, insomma, un giorno all'improvviso, eccetera eccetera, sarò con te, Juan Jesus.
ama ripetere Napoli, 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 e quindi si torna anche alle tradizioni. Perché? Perché è uomo serio, perché guarda anche indietro, ha capito fino in fondo cosa significa stare a Napoli. Quindi il freestyle, quindi un profilo per sostituire Ndombele. Ci ripete Garcia che ci serve la qualità, bisogna saper giocare a pallone, ma serve la fisicità per dare una mano ad Anguissa. Questo può significare dare una mano ad Anguissa con Anguissa in campo, o per sostituire Anguissa, perché poi non le può giocare tutte. Quindi mi dà l'impressione che Rudy Garcia un po' meno titolarissimi, questo è un istinto che mi viene, probabilmente vorrà far girarli un pochino di più. Quando hanno deciso e capito di voler fare i giocatori professionisti i due nostri eroi, Gollini dice che a 4 anni lui già aveva capito che voleva fare questo, ma comincia come difensore. È lui che chiede ai vari mister di metterli in porto. Questa è una cosa particolare. È importante che uno abbia cominciato anche a bassissimi livelli quando sei giovane a fare difensore, perché capire il resto dei ruoli è importante. E poi quando l'hanno messo in porta non è uscito più. E JJ dice intorno agli 8 anni, guardando il fratello. Rudy Garcia invece cerca di spiegarci come lui avrebbe voluto convincere se stesso a non fare l'allenatore, perché è un mestiere, praticamente ce lo dice, un mestiere infame che ti porta via tanto tempo. Lui con l'esperienza del padre, insomma, ha raccontato un padre un po' assente che per la passione per il calcio, insomma, tutta la settimana a studiare, poi fuori per allenare la squadra, e poi è un mestiere ingrato, perché se perdi è colpa tua e quando vinci è merito dei giocatori. Quindi lui non avrebbe voluto, ma poi ha capito che era nel suo destino ed è il mestiere più bello del mondo. Dopodiché, come si gestisce il gruppo? E Rudy Garcia, il gruppo che ha vinto rispetto a Spalletti tatticamente, così Garcia ci ripete quello che sappiamo già, che deve lavorare sulla testa, e ci ricorda l'esperienza a Lille. Chiedono a JJ e a Gollini un parere sull'allenatore. JJ ovviamente ride e dice JJ è il migliore di tutti, Rudy Garcia chiaramente. Poi dice le solite cose. Gollini dice una cosa importante, dice ogni anno è diverso. Sto leggendo il libro di Phil Jackson, coach del basket. È bello che Gollini legga libri, che si interessi anche degli altri sport, vedi, perché mi piace la persona. E dice ogni anno è diverso e non bisogna guardare a quello che si è fatto, bisogna guardare a quello che si farà. Se dovessi scegliere Champions o campionato a Rudy, lui dice tutte e due, perché risponde un po' la gente e accetta la risposta della gente. I tiri da fuori dice sì, li proveremo. Gollini contro Meret, non così, l'ho scritta così per sintetizzare, ma insomma chiedono a Gollini non sei venuto solamente a fare il secondo, vero? Cioè voler mettere in difficoltà Garcia, e lui ce lo conferma, dice una grande squadra deve avere giocatori e riserve di grande livello, e io vorrò convincere l'allenatore che devo giocare io. Questo è importante, l'ambizione è importante. Poi i rigori, perché dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista. Garcia ci dice una cosa che ci diceva spesso Guido Gentile: serve gente fredda prima che brava tecnicamente, quindi capire chi sarà il più freddo e il più adatto a tirare i rigori. Si possono allenare queste cose. E per giocare in A cosa serve per arrivare ad essere un professionista? JJ ci dice che serve sudare, che serve mangiare bene, serve dormire bene. Ecco perché sottoscritto a calcio non avrebbe mai potuto giocare. E Gollini dice sì, serve il talento da bambino, ma poi questo talento lo devi allenare, perché a certi livelli tutti hanno fame e devi avere qualcosa in più mental. Come giocherà il Napoli? Battuta incredibile, giocherà in 11, giocherà bene, che risate. Ci ripete che si partirà da un 4-3-3, ma che cambiare modulo non sarà un problema. E capite, De Laurentiis, non sarà un problema. Meno male che l'allenatore la pensi così. Guarderò i giovani che giocheranno in amichevole, cercherò di trovarne qualcuno magari da trattenere. Lui dice sempre uno ne vuole tenere. E poi abbiamo vinto Supercoppa, abbiamo vinto Coppa Italia, abbiamo vinto il campionato, adesso è il momento di vincere la Champions, dice un bambino candidamente. E giustamente JJ risponde ci proveremo. Come si fa ad essere sempre pronti quando poi non giochi da titolarissimo, ed essere pronto quando subentri da riserva?
riserva. E Gollini ci dà una bella risposta: ti devi allenare come se stessi in partita, cioè l'allenamento lo devi vedere come una partita. Ecco che poi quando vieni chiamato in causa la partita sembra facile come l'allenamento, perché ti sei preparato sotto quel punto di vista. E Giue dice, ci ripete anche: quando poi entri da subentrato a partita in corso, gli altri sono già caldi e ti devi mettere subito al passo, entri fresco, però devi essere mentalmente pronto come quelli che già stanno giocando. L'ultima domanda secondo me è bellissima, quindi io faccio i complimenti ai tifosi del Napoli, ai bambini, ai loro genitori che hanno magari suggerito. È stata un incontro piacevole da sentire. Lei, noi lo conosciamo, Garcia lo conoscevamo alla Roma anche e soprattutto per quel violino, e ci ricorda che insomma nelle ultime 3 stagioni ha vinto il Napoli, ha vinto il Milan, ha vinto l'Inter. Vuol vedere che la musica è cambiata? Come l'ha proposta bene la domanda questo tifoso. E Garcia ci ricorda che spera che la musica sia cambiata, che il calcio sia un pochino cambiato sotto questo punto di vista, senza un'egemonia, lo possiamo dire, della Juve dell'epoca. E dice pure, lo dice chiaramente, oggi c'è il VAR, quindi non è perfetto, non risolve tutte le situazioni, ma aiuta sotto questo punto di vista. Il violino l'ho lasciato in Francia e spero non servirà. Di conseguenza, ragazzi, è stato un piacevole incontro, abbiamo saputo delle cose in più. Sul mercato dobbiamo ancora aspettare. Leggo di nuove cifre su Kim, sta per arrivare l'ufficialità. C'era tutto un problema probabilmente di contratti, di nuove postille. I contratti di De Laurentiis e Chiavelli, si sanno, sono pazzeschi e quindi il Bayern probabilmente sta andando al manicomio. Ma si parla di prezzo che sale. Vediamo, aspettiamo l'ufficialità e stiamo in campana, perché domani potrebbero arrivare i big e quindi sarà piacevole rivederli in campo. Io nel frattempo sto preparando le varie sigle per le live, perché ho grandi novità in mente per quest'anno. Ci divertiremo, credetemi, ci divertiremo. Da New York, Valerio Fluido è tutto. I like non vi dimenticate, perché questa squadra, questi personaggi sono veramente i 3 probabilmente migliori che potevano chiamare. Li hanno chiamati sul palco, perché Rudy Garcia ha una personalità da vendere, è anche leggero, sa parlare e tiene un italiano perfetto. Credetemi, è perfetto l'italiano di Rudy Garcia. JJ è un uomo straordinario e abbiamo conosciuto anche un Gollini che non è banale,